C'era una volta in una piccola scuola di un piccolo paese dell'entroterra siciliano un giovane maestro elementare. Pochi allora avrebbero immaginato che un giorno quel maestro timido sarebbe diventato uno dei massimi scrittori italiani del secolo. Forse avrete già capito che stiamo parlando di Leonardo Sciascia e di Racalmuto. Giancarlo Macaluso, anche attraverso particolari inediti e raccontati da quelli che furono i suoi alunni, ci racconta appunto la storia di Leonardo Sciascia, maestro elementare a Racalmuto. Nell'ottobre del 1949, un minuto e giovane maestro elementare faceva il suo primo ingresso in un'aula scolastica. Era una quarta, la quarta C per l'esattezza. Allora le scuole elementari di Racalmuto avevano distaccamento anche in via Francesco Pini numero 7, a 2 passi dall'abitazione di quell'insegnante che risponde al nome di Leonardo Sciascia. Entrò in quello stanzone freddo, che voleva essere un'accogliente aula, con timore e disagio, e gli alunni dovettero sicuramente meravigliarsi di quel ragazzo tanto diverso dai soliti burberi e bruschi maestri. Comincia così l'esperienza scolastica di Leonardo Sciascia, in una scuola che, come egli stesso ebbe modo di dire, ha bisogno di molti anni ancora prima di diventare veramente scuola. Ma Sciascia, il maestro Sciascia, non aveva vocazione all'insegnamento. Lui, poco portato al dialogo e alla comunicazione, non appena ebbe l'opportunità di scegliere altra occupazione, lo fece di buon grado. Perché nasconderlo? Se ho scelto di fare il maestro, ha confessato in un'intervista a Marcel Padovani, oltre a evidenti motivi economici, è stato anche per il piacere o il gusto di restare al paese. Non avevo una particolare vocazione all'insegnamento e quando ho dovuto scegliere tra fare il maestro o l'impiegato all'ufficio dell'ammasso del grano, ho optato per quest'ultimo, cosa che rivela i limiti precisi della mia vocazione. Ma anche se Sciascia, in fatto di vocazione all'insegnamento, presentava forti deficienze, i suoi alunni lo ricordano con grande affetto e lo definiscono maestro che riusciva a destare l'attenzione per le lezioni che faticosamente, tra i crampi della fame e le stilettate del freddo, dovevano imparare. Ma Sciascia, oltre che maestro, aveva, questa volta fortissima e irrefrenabile, vocazione alla scrittura. E proprio quelle aule, quei ragazzi così liberi e vivi, costituirono il suo osservatorio letterario da cui, dopo poco tempo, scaturirono le famose cronache scolastiche, nucleo originario del suo primo romanzo, Le parrocchie di Regalpetra. E proprio alle cronache si è ispirata la professoressa Pina Petrotto per mettere in scena quegli anni in cui il maestro Sciascia, faticosamente e con 1000 difficoltà di ordine umano, svolgeva la sua attività di educatore. Una scena semplice, recitata con spontaneità e passione dagli alunni della scuola media Pietro d'Asaro di Racalmuto. Un giovane alunno interpreta il giovane Sciascia che si dibatte tra il dovere di insegnante e la compassione che prova verso quei ragazzi che muoiono dal freddo, dalla fame e che sono anche costretti a lavorare assieme ai padri alla fine della giornata scolastica. Campanella! Caso il mio prossimo, mi metti capelli in casa! Ma cosa stai scrivendo, Campanella? Vai fuori, dai! Tu vieni giù, dai! Buono amici! Avete fatto insieme amici? Insieme amici non c'è! Tu sei un loro! Ma lasci la giacca! Basta ragazzi, scrivete! Prossimo! Scrivete ragazzi!
ci abbiamo per insegnante. Avanti. Sta benedica. Buongiorno. Professore, ma figli non vuole venire alla scuola perché non avete sillabario. Se ce lo donano è bene. Se no, va a fare piacere con sopra. Signora, se sarà possibile. Ma da come è così, va? Come ne vai, va? Benedica. Questo leggi? Sì, dai, vieni qua. Vediamo dopo. Dici Dai, leggi. Staio a Santa Nicola. Santa Nicola, tu diceva io. Vieni in casa se vedrà. Ma è meglio che già. Sì, quindi sempre al centro il vuoto. Basta, devo leggere. Ave. 3. Ave 3 anni che mi appaggia allo sbelgio. Si dice belgio, corretto. Ganucci, la scrittura è di altro natura. Dai, continua a leggere, campanella. Zitto, procurere. Vieni a Natale e mi porta lo cioccolato. Tutto mufuto. Tu scrivi ancora? Stai inviando questo lo spavalò. Inizia, vieni qua, dai. Giulia Mamma, quando non faccio le sputare la faccia di una lira, vale, e fai lì. Dai, vieni. Tu. Torna, ragazzi. Toma così non posso fare. Perché? Chiama così. È inutile. Faccio così, basta! Presta, fammi. Dai, leggi. Mamma, vuoi scaldare la bandera? La mamma fa la lavandera. La lavandera e si fa scerrando con tutti. Lavamu, capello e chiusiamo. basta ragazzi. Non è vero, ma ammazziamo che si cosa la fa. E tu stai zitto, ma ammazziamo quando mi dai. Perché? E come sia? I giorni passavano monotoni, in quell'inverno lungo e nevoso. Anche per quei ragazzi degli anni 50 era giunto il Natale. Ma era un Natale ben diverso dal nostro, fatto di molte miserie e di piccole gioie. Con questa scenetta i ragazzi della scuola media hanno voluto ricordarci le condizioni in cui erano costretti a vivere i loro coetanei compagni di 40 anni fa. La rappresentazione, insomma, di una situazione scolastica precaria e impossibilitata a svolgere degnamente la sua funzione educatrice. Sciascia stesso, infatti, in quella parte del registro scolastico dedicato alle cronache di vita della scuola e che sono state pubblicate in occasione dell'anniversario della sua morte dal Corriere della Sera, dal Giornale di Sicilia e da Malgrado Tutto, annotava amaramente: educare ed istruire è indubbiamente compito più facile in una società non così economicamente minorata. Perciò, prima difficoltà, quella di impartire un'educazione civile. I precetti morali istintivamente ed automaticamente trovano l'adesione del ragazzo, ma le norme civili stentano ad apprenderli. Lo Stato, le sue leggi, i diritti della maggioranza e della minoranza sembrano cose lontane e inafferrabili. E i ragazzi, allupati di fame, a tutto pensavano, soprattutto a riempire la pancia, fuorché a prestare attenzione alle lezioni di letteratura e matematica. Il 10 di questo mese, scrive Sciascia, siamo nel 1949, ha avuto inizio la refezione scolastica. Soltanto 10 potranno essere assistiti nella mia classe, ma tutti vogliono andarci e a parità di condizioni stabilisco dei turni. La voglia dei ragazzi, di tutti i ragazzi, di andare a fruire della refezione eloquentemente mi dice delle loro condizioni economiche. Ancora continua il disagio mio e degli alunni per il sussidiario di cui 10 alunni sono sprovvisti. Assolutamente mi dicono di non essere in condizioni di acquistarlo. Costa 950 lire, vale a dire 2 giornate di lavoro di un operaio padre di famiglia. E così continuo a dettare le lezioni.
Ecco come si era costretti a tenere lezione negli anni 50, tra difficoltà di ordine umano, prima ancora che tecniche, miseria, sporcizia e fame, e poi la constatazione amara, infelice del maestro che vede i suoi alunni migliori abbandonare la scuola per questioni economiche. Alcuni alunni cominciano la preparazione presso insegnanti privati per gli esami di ammissione alla scuola media. Con sincero rincrescimento debbo notare che non sono generalmente migliori. Qualcuno mi appare anzi naturalmente negato al proseguimento degli studi, ma il difetto della nostra scuola sta appunto in questo, che i peggiori studiano e purtroppo né buonsenso né bocciature li fermano.